Raffaele Padrone, intanto ringrazio il vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Grazie a voi. Pochi giudici, ma si fa un lavoro incredibile, anzi siamo tra i tribunali più importanti a livello proprio di dati, di statistiche, proprio a livello meritorio, a livello nazionale. Stessa situazione che troviamo in polizia, pochi agenti e ottimi risultati. Ma dopo la polemica che abbiamo innescato nei giorni scorsi, ci sono state delle reazioni? Ma ci sono state delle reazioni, io ho visto anche stamattina il quotidiano locale, insomma, che rispondeva a un'altra pagina di un altro quotidiano, ma riportando insomma la mia problematica che ho raccontato qui da questi teleschermi, cioè la mancanza di arrivo sia per la provincia di Pordenone sia per la provincia di Udine di nuovi agenti nell'uscita di un corso che finisce il 5 di febbraio, 1148, questo è il numero. Sulle 57 province non siamo stati accontentati, ma non era una questione di polemica. Adesso c'è io ho fatto, tu non hai fatto, chi ha fatto male, no? Credo che sia questo quello che si legge sui giornali. Invece la cittadinanza deve sapere, deve conoscere, ci sarebbe da andare in piazza, perché se la cittadinanza capisce che più polizia, più controlli, più sicurezza percepita, questo è il valore. Cioè non dovrebbe essere a sto punto solo la politica a interessarsi di questo, perché poi diventa solamente una fase di propaganda politica, di sol parlare. Anche il presidente del tribunale, io non posso fare nulla, demanderò il tutto alla politica. Bravo, io invece dico, però un po' triste che si arrivi sempre alla politica. Diciamo che poi fondamentalmente uno scarica sul discorso della politica, ma dovrebbero essere le stesse istituzioni, il nostro dipartimento, il nostro ministero, a capire che ci sono realtà di città dove il personale manca. Allora noi siamo abituati a dire ma la politica non fa niente. Sì, in questo senso che in Friuli Venezia Giulia c'è un governo che parla in maniera totalitaria di proporre sicurezza, garantire sicurezza. Allora noi che andiamo a chiedere a questo governo, a questa regione di portare degli uomini in Friuli Venezia Giulia, capisce benissimo che la colpa è scaricata sulla politica. Ma ripeto, non è solo una questione di politica, è una questione anche del nostro dipartimento. È venuto qui un capo della polizia, si è reso conto di come è la situazione a Pordenone. È andato a Udine, è andato a Gorizia, quindi ha visto come la situazione in Friuli Venezia Giulia, tant'è che poi è poco da parlare quando ci dicono ma sono diminuiti i richiedenti asilo da voi. Insomma, questo mi fa ridere, perché non è che sono spariti, che non abbiamo più l'emergenza immigrazione a Pordenone o in Friuli Venezia Giulia. Mi pare insomma, che se basta fare un giro per la città o per il Friuli, insomma, questa cosa si senta, no? Però non si vuole sempre scaricare sulla politica. Io attacco anche il nostro dipartimento, il nostro ministero, perché si deve rendere conto. È vero anche, e l'ho sempre detto, mancano tantissimi agenti in tutta Italia. Da qua a 10 anni ci sarà un default praticamente veramente di oltre 40.000 uomini che vanno a mancare, figuratevi voi, dopo 10 anni non si fanno corsi, quindi voglio dire la mancanza non è solo della politica, e quindi non voglio che diventi un discorso il sindaco, oggi leggevo, il sindaco non conta niente, detto da un politico chiaramente di centrosinistra, ma non è così che deve diventare, perché quando vi dico che quando c'era la sinistra io ero qui a gridare lo stesso che mancava la gente. Ma diventa un po' adesso la politica delle vacche. Ma ho capito, ma il mio messaggio non è questo, non deve diventare strumento politico dirvi che manca oltre 60 persone in una questura come Pordenone, senza contare le specialità. Non deve diventare un discorso politico visto quello ha fatto, quello non conta, perché allora chi ha scritto, chi ha accusato venga da me, mi sente e vediamo cosa riesce a fare. Io invece devo dire che c'è stato un consigliere regionale
che viene ospite da voi, Tiziano Centis, ecco, che mi ha contattato, credo che si stia interessando per un'interpellanza chiaramente i prossimi a giorni livello... che ce l'avremo qua glielo chiederemo. Ecco, perché mi ha chiesto dei dati, dei numeri e ho risposto volentieri. Insomma, chi vuole può venire, Certo. destra, sinistra, ma la sicurezza non deve avere un colore politico, signori, questo è. Non utilizziamo, non strumentalizziamo, come facciamo sempre di solito, di dire quello non ha fatto, quello fa, quello non sta facendo. Ecco, invece una cosa che mi premeva dire era quella che qualcuno ha detto, ma è ironizzato sul fattore questore con uomini. Beh, in effetti, devo dire la verità, insomma, sto questore con quel pochi uomini che ha sta facendo quello che può. Credo che la professionalità degli agenti sia ripagata dal fatto che vedete che insomma sono state chiuse parecchi centri commerciali, esercizi pubblici e chiaramente con un articolo riscoperto dopo anni che ci dà la possibilità di intervenire direttamente. Ecco, credo che la cittadinanza sotto questo aspetto deve essere contenta. Per quello che dico ai cittadini, protestiamo tutti insieme, non lasciamo che faccia solo la politica i giochi strumentali, uniamoci, andiamo a chiedere uomini per voi e chiaramente anche per noi, insomma, perché sapete no, come scrivevo, i colleghi devono fare anche diversi turni e i pagamenti straordinari vengono trasportati a un anno e mezzo, quindi anche lavoro straordinario. Il Dipartimento ci ha mandato il 22 di gennaio, ultimo scorso, ci ha mandato la nota dicendo che ci pagherà gli straordinari all'aprile 2017. Beh, ditemi voi se non 2017, era 2017, quindi tutto il 18 e questi 2 mesi chiaramente di 2019 saranno pagati fra un anno e mezzo. Questa è la vergogna, questa è la vergogna. Ma ne parleremo ancora. Grazie a voi, grazie sempre di più i riflettori su questi temi. Grazie a Raffaele Grazie Patrone, ancora, vice segretario buonasera. nazionale di FSP Polizia di Stato. E il Friuli piange la morte di Zamberletti. Nel maggio scorso a Maiano la sua ultima apparizione pubblica in occasione del conferimento ai vigili del fuoco della cittadinanza onoraria per la loro opera durante il sisma del 1976. Il primo servizio.